Come potete vedere, le macchine stanno procedendo a passo d'uomo in modo molto regolare, quindi direi che la macchina organizzativa che abbiamo così organizzato proprio in questi giorni sta funzionando molto bene. Sono oltre 15.000 le mascherine distribuite fin d'ora dalla Protezione Civile ai cittadini di Treviso nella prima delle 2 giornate organizzate in centro storico e nei quartieri. Questa mattina la distribuzione entro mura con cittadini a piedi, pazientemente in fila e a debita distanza sin dal mattino. Non abbiamo avuto un momento di stasi perché arrivati c'era già la coda per tutta la piazza, poi l'abbiamo smaltita molto velocemente e adesso abbiamo un ritorno verso mezzogiorno, però 10, 10 e mezza c'era sempre gente che veniva. Alpini, Protezione Civile, associazioni di volontariato, tutti impegnati nei diversi gazebo allestiti nei 4 punti del centro. Questa distribuzione continuerà anche domani mattina? Continuerà anche domani mattina, sempre nel centro storico con le stesse modalità. Cioè da che orario? Dalle 9 alle 12 nel centro storico. Mentre il pomeriggio? Con sempre le stesse modalità di orario, perciò dalle 14 alle 20 saremo in 11 posti nei quartieri di Treviso. Mercato ortofrutticolo, Stadio Monigo, San Pelaio, Sant'Artemio, Piscine Selvana, Prato Fiera, Sant'Antonino, Cimitero di San Lazzaro, Scuola Mantegna, la Dogana e San Bartolomeo. E queste sono le immagini della distribuzione di oggi pomeriggio, con una persona solo per auto e tutte in fila per evitare il più possibile contatti diretti. Domani si replica con le stesse modalità anche per la consegna a domicilio. Oltre 1.500 le richieste arrivate al centralino della Protezione Civile, di queste già 1.000 quelle evase per un servizio che andrà avanti ad oltranza. I posti rimangono gli stessi con gli stessi orari e le stesse modalità. Chi oggi non è venuto e non è potuto venire a prendere la mascherina può venire nella giornata di domani. Sempre il pomeriggio, tutto il giorno, abbiamo degli orari? Allora, gli orari sono sempre gli stessi, dalle 9 a mezzogiorno per il centro, dalle 14 alle 20 in tutti i quartieri, secondo le lettere che abbiamo già comunicato a tutti i cittadini.